Bene a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Fateci mercato, batta napoletana. Come state? Oggi spero tutto bene. Io prima di incominciare il video vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con Duodo Football e il canale WhatsApp Mondo del Calcio. Prima di partire vi volevo fare questa premessa. Allora, oggi intanto sono tornato a casa, mi tolgo il cappello qua, mi tolgo il giubbino, mamma mia. Sono tornato a casa, tutto live mi sto portando. Mamma mia, mamma mia. Napoli Lecce 2-1. Mamma mia, non vi parlerò oggi di Inter Atalanta, non lo farò neanche domani. Che sono acciso veramente, faccio. Allora, vai. A primo tempo, uno schifo primo tempo, non si vedeva da chissà quanto tempo, da un primo tempo così pietoso da parte della SSC Napoli. Un gol del Lecce, cioè il giocatore lo Lecce talmente che era sconosciuto che non sapeva manca mamma. Ha segnato un po' calcio d'angolo. Mamma mia, giù, ma cioè, ma proprio meretta, no? Non si capiva, ma perché non tutto? Fai così, buttati un poco, perché si affianca a te, non c'è manco bisogno che bacia Pompeia. Fai così, ti butti un poco e l'hai pigliato pallone. Invece rimane così fermo, come uno scemo. Cioè, vabbè. Poi il secondo tempo, chissà cosa hanno avuto. Mamma mia, Napoli ha attaccato. 47esimo, primo gol del Napoli, Rasmus Holm, che raggiunge la doppia cifra in campionato, 10 gol soltanto in Serie A, calcolando Serie A, campionato, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italia e Champions League, ha fatto 14-15 gol, ma non me ne ricordo precisamente. Allora, giù, in un secondo tempo stratosferico, la stagione 22-23, 24-25, poi ha segnato pure Politano, con Napoli quest'anno non ha mai segnato, mai, quest'anno ha segnato solo con la nazionale, l'ultimo suo gol che ha fatto è stato quello 4-5 a settembre, se non sbaglio, in Israele e Italia. 4-5 che segna pure lui. Prima mamma mia, mi ricordo che era il 94esimo e 50. Se culanzi, poi è arrivato finalmente fischi finale. Ho potuto mangiare a casa. Di questi anni 50 pace, tra l'altro c'è tutto buonissimo, devo farvi i complimenti. Poi vai giù, veramente. Dopo questa partita tutti quanti potevamo confermare gli impegni che avevamo dopo la partita. Appena era finito il primo tempo li dovevamo solo disdire, però ha deciso di aspettare un minuto in più e alla fine ha segnato no. E meno io vi saluto perché sto morendo, penso che si vede, vado a fare una bella doccia, me la cacco qua. Ci rimane con un nuovo video, forse con le treccine, forse. Domani prima pubblicherò la canzone verso le 10. Poi farò il post partita delle partite che si giocheranno domani sera lo farò e mi vedete, forse, non mi assicuro niente, mi vedete con le treccine. Ci vediamo prima, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ciao,